Progetto nazionale Fiamma Futura, dal laboratorio Movimento pronto a correre alle politiche del 24-25 febbraio, all'Hotel San Marco, una partecipata assemblea annuale dove erano presenti tanti volti noti della destra veronese. Sentiamo. Fiamma Futura si è data appuntamento nella sala congressi dell'Hotel San Marco per tirare le somme di un anno di lavoro, ma questa volta il sapore dato all'assemblea è del tutto nuovo. Solo in Veneto il contrassegno elettorale di Progetto Nazionale sarà presente sulla scheda del Senato e della Camera per il Collegio 1 di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona alle prossime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio. All'incontro, al quale ha portato un saluto anche il sindaco Flavio Tosi, erano tanti gli esponenti della destra veronese, diverse anche le rappresentanze di categoria presenti. A parlare anche il responsabile nazionale, Piero Pustiavo, presente anche nell'esecutivo nazionale del partito, la destra di Francesco Storace. Da oggi noi pensiamo già a quello che sarà non tanto il voto del 24 e 25 febbraio, ma quella fase che si aprirà in un secondo momento, e guardiamo con interesse alla nuova Lega di Maroni e di Flavio Tosi. Tra gli interventi anche quello telefonico dell'intellettuale Pietrangelo Buttafuoco. Progetto nazionale Fiamma Futura si muove come un laboratorio politico. Iscritti e simpatizzanti sottolineano la loro attenzione alle politiche sociali.